Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, il notiziario di Chioggia Azzurra di oggi, giovedì 29 maggio. Noi ci siamo oltre ogni barriera, un'iniziativa piena di immersione nei disagi che una persona con disabilità incontra nel muoversi all'interno del contesto urbano. È quanto hanno vissuto ieri pomeriggio l'assessore all'urbanistica Maria Rosa Boscolo-Chio e l'assessore al sociale Sandro Marangon, invitati dalla WILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare sezione di Chioggia, per una passeggiata su una sedia a rotelle lungo le strade che conducono alla sede dell'associazione in via del Boschetto a Sottomarina. Il corteo, composto da una rappresentanza degli assistiti e dei volontari della struttura, ha percorso via del Boschetto, proseguendo su viale Tirreno fino all'ingresso della scuola primaria Caccin, per poi tornare indietro e proseguire verso la nuova rotatoria al Famila. Un tragitto quotidiano per circa un centinaio di persone con disabilità che si recano alla sede della WILDM, anziani provenienti dalle case di riposo limitrofe, residenti con difficoltà motorie, mamme con passeggini. In testa al corteo la presidente della WILDM, Riccardina Boscolo, la quale ha illustrato in prima persona agli assessori le criticità del percorso, dai marciapiedi troppo stretti, spesso ulteriormente ristretti dalla segnaletica verticale, assenza totale del marciapiede nel tratto adiacente all'ufficio postale, cordoli che ostacolano l'accesso, buche in cui le ruote si incastrano con difficoltà a uscirne. A queste si aggiungono problematiche come le deiezioni canine non raccolte, che rappresentano un rischio concreto per chi deve spingere la carrozzina a mano. Anche le persone ipovedenti incontrano disagi per la mancanza di percorsi tattili dedicati. Ora che gli assessori hanno potuto toccare con mano queste difficoltà quotidiane, quali saranno le risposte? L'assessore Marangon ha sottolineato la necessità di una maggiore sensibilità verso le persone più fragili, ricordando che già si stanno attuando progetti nelle scuole per promuovere l'inclusione. L'assessore Chio, riconoscendo le criticità evidenziate, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione nella rimozione delle barriere architettoniche, a partire dall'installazione di attraversamenti pedonali rialzati che evitino salite e discese dai marciapiedi. La situazione è peggiorata, ha ammesso Riccardina Boscolo, con la realizzazione della pista ciclabile che ha sottratto spazio al marciapiede, in particolare nel tratto davanti alle poste, dove saranno necessari espropri per ripristinare una viabilità adeguata. La passeggiata "Noi ci siamo oltre ogni barriera" ha riguardato un'unica strada, ma le difficoltà si estendono ad ogni via e calle della città. Non basta la buona volontà di una singola giunta o di un singolo assessore per eliminare anni di barriere architettoniche. Tuttavia un cambiamento è possibile. Esistono città che dimostrano che un modello urbano inclusivo non è un'utopia. È da quei modelli virtuosi che occorre trarre ispirazione per costruire una città più accessibile e vivibile per tutti. Allora, siamo anche questa mattina al Mix Market di Giulia, facciamo i complimenti e c'è tantissimo assortimento, qui c'è tutta una sfilza di bevande analcoliche ottime. Adesso ci assaggiamo questo Mogu Mogu, non so se è giusto, e Giulia non si vuole far vedere perché dice che abbiamo ripreso male, e avremo Ivan che farà meglio. E niente, vi consigliamo di venire, veramente c'è tantissimo assortimento, ci sono prodotti di qualità, cose diverse dal solito, e quindi comodissimo qua a Borgo San Giovanni, c'è un ampio parcheggio, vi aspettiamo. Bene, abbiamo la nostra professoressa Mariotti, complimenti per la mise, proprio Sì. complimenti, questa sera c'è un bello spettacolo. Beh, allora è un musical, un adattamento molto libero, proprio originale del musical Six, e noi abbiamo aggiunto tanti personaggi, anche Re Enrico VIII, non solo le 6 mogli di Enrico VIII, ma anche tutti i personaggi maschili. E le musiche sono state tutte tradotte, le canzoni dall'inglese, sono state adattate e
invece il testo proprio diciamo che è proprio originale, inventato da me. Complimenti, va benissimo. Anche quest'anno la produzione teatrale del Cestari Righi San Donà non ha deluso le aspettative, portando in scena uno spettacolo coinvolgente e apprezzato. A rendere l'esperienza ancora più speciale è stata la partecipazione non solo degli alunni, ma quella degli insegnanti dei 3 istituti superiori coinvolti, che come lo scorso anno in Mamma Mia sono stati protagonisti sul palco accanto ai ragazzi. Si è trattato di un musical moderno, in gran parte originale, arricchito da nuovi personaggi e testi appositamente adattati alle musiche, con uno spirito creativo che ha reso la performance ancora più personale e autentica. Le poltroncine in platea erano tutte occupate, tanti i genitori presenti per applaudire i propri figli sul palco, ma anche molti colleghi degli insegnanti e attori che hanno dimostrato grande entusiasmo e partecipazione. Lo spettacolo si è concluso tra lunghi e sentiti applausi a conferma del successo riscosso. Non è una novità per l'istituto proporre iniziative di questo tipo, in cui studenti e docenti si mettono in gioco in ambiti inusuali, ma veramente formativi. Anche questo infatti fa parte del percorso educativo che la scuola intende offrire. Il teatro inserito nel contesto scolastico non è solo un'attività ricreativa, ma uno strumento educativo potente e trasversale. La sua finalità è quella di favorire lo sviluppo personale, relazionale e culturale degli studenti, attraverso un'esperienza diretta che coinvolge il corpo, la voce e le emozioni. Fare teatro educa la comunicazione, stimola la creatività, promuove l'inclusione e la collaborazione, rafforza l'autostima e la consapevolezza di sé, e in questo caso non solo per gli alunni, ma anche per gli insegnanti che si sono lasciati coinvolgere con entusiasmo e coraggio, dimostrando che l'apprendimento può avere varie sfaccettature. A introdurre la serata è stata la dirigente dell'istituto, la professoressa Antonella Zennaro, che ha sottolineato l'importanza di esperienze come questa nel percorso formativo della scuola. Il Caffè del Mare, un luogo dove ogni momento si trasforma in un'esperienza gustosa e appagante da vivere in coppia o con gli amici, immersi in un'atmosfera accogliente, vivace e inconfondibile. Sarai accolto con il sorriso, seguito con cura e consigliato con professionalità, perché per noi ogni ospite è speciale. Caffè del Mare, Via delle Nazioni Unite 56, Isola Verde, Chioggia. Allora, innanzitutto benvenute qui tutte queste belle signore, questa gioventù, qui in questo posto bellissimo che è il Ponte di Vigo. Qui abbiamo la professoressa, giusto, Afrodite Paulus. Detto sì, giusto, ok. Corretto. Buonasera intanto a tutti. Ecco, so che questo è il secondo evento che fate qui a Chioggia. Che venite Seconda con tanti... volta siamo qua con un gruppo ungherese che facciamo una scuola artistica che è venuto tutti quanti questi belli ragazzi a fare dipingere Chioggia. Bravi. E quanto siete stati qui e com'è la vostra L'anno scuola? scorso siamo stati qua in cinquantina, questo anno siccome ho dovuto fare 2 o 3 scuole diverse fatto un po' di meno perché siamo quarantina, però comunque sempre sono bravi. Complimenti perché insomma non è ogni cosa che si fa è difficile organizzarla, quindi vedere È vero, queste sì. persone, giusto? Sì. La Melinda? Melinda, Che ciao. apprendi? Ciao. Va bene. Ok. Ok. Scusa. La diretta. Lascia Ti stare. piace telefono. Chioggia? Mi piace tantissimo. Ma sei già venuta altre volte? Sì, no, io sono qui prima volta, ma mi piace un sacco, Bene. tantissimo, bellissimo, tutti Benissimo. gentili, va bene. Pure c'è studenti che sono qui prima volta. Vabbè. Benissimo, ok. Grazie a tutti. Grazie a voi. tutti. Ciao. Ciao. AF Energia
energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha riscontrato irregolarità e violazioni nel rendiconto economico e finanziario relativo all'anno 2024 approvato lo scorso 28 aprile dall'amministrazione Armelao. Per questo motivo ha presentato una segnalazione alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Secondo quanto dichiarato dal gruppo, le criticità riguardano diverse anomalie nella gestione contabile e finanziaria dell'ente. In particolare si segnalano sopravvalutazioni delle entrate e sottovalutazioni delle spese obbligatorie per legge nella fase di redazione del bilancio preventivo, oltre all'utilizzo improprio dell'avanzo disponibile per finanziare spesa corrente di tipo ricorrente in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Viene inoltre evidenziato il disequilibrio del piano economico finanziario 2022-2025 relativo al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, la mancata contabilizzazione di spese derivanti da debiti fuori bilancio e l'assenza di riconciliazione tra debiti e crediti con le società partecipate, con particolare riferimento ad ACTV SpA. A ciò si aggiunge una gestione ritenuta inadeguata dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui. Il Partito Democratico definisce la gestione tecnico-politica dell'anno scorso fallimentare, una linea che, a suo giudizio, prosegue nei provvedimenti di bilancio per il 2025, basati su un incremento delle imposte e dei tributi comunali, senza però affrontare in modo concreto le vere problematiche che interessano la cittadinanza. Emblematico, secondo l'opposizione, è l'aumento della tassa sui rifiuti, la Tari, che colpisce famiglie e imprese con rincari compresi tra il 35 e il 45%. Il gruppo consiliare denuncia inoltre il rifiuto da parte del governo cittadino di avviare un dialogo costruttivo con l'opposizione per individuare insieme soluzioni che possano evitare aumenti di tasse ritenuti ingiustificati. Infine, il Partito Democratico auspica che il sindaco e la giunta possano tornare sui propri passi, dimostrando un sussulto di responsabilità nell'interesse collettivo della città. Allora, siamo al campeggio, allo storico campeggio Tropical. Qui abbiamo l'amico Sandro Finotto che da quest'anno gestisce questo ristorante. Ho riservato per le ultime 2 settimane di maggio una promozione dal lunedì al venerdì con le pizze al 50%, in modo da essere invogliate a venirci a trovare, capire che entrare in parcheggio, prendersi la tesserina, venire a mangiare e poi noi in cassa rimborsiamo azzerando la tesserina, e quindi diventa piacevole venire a trovare anche noi con i nostri piatti, col pesce fresco e le nostre pizze un po' più particolari delle altre. Bruxelles, 29 maggio 1985, doveva essere una festa dello sport, in campo 2 delle squadre più titolate d'Europa, Juventus e Liverpool, pronte a sfidarsi nella finale di Coppa dei Campioni. Sugli spalti decine di migliaia di tifosi provenienti da tutta Europa, ma quel giorno, allo stadio Heysel di Bruxelles, la passione calcistica fu oscurata da una tragedia che ancora oggi rappresenta una delle pagine più nere nella storia dello sport. Cosa accadde? Ore 19, settore Z dello stadio, riservato ai tifosi della Juventus. Le barriere tra le tifoserie erano fragili, l'organizzazione dell'evento approssimativa e lo stadio fatiscente era inadatto a ospitare un evento di quella portata. I tifosi del Liverpool sfondarono le recinzioni e attaccarono il settore dei tifosi juventini, molti dei quali erano famiglie e spettatori non violenti. La folla, presa dal panico, si ammassò contro un muro di contenimento che crollò, travolgendo e schiacciando decine di persone. Il bilancio finale fu drammatico, 39 morti e oltre 600 feriti. Le vittime furono quasi tutte italiane, tra loro c'erano anche adolescenti e giovani padri. La partita, incredibilmente, fu giocata lo stesso per evitare ulteriori disordini. La Juventus vinse 1-0 con un rigore di Platini, ma nessuno festeggiò davvero. Le conseguenze, la tragedia dell'Heysel scosse l'intera Europa. L'UEFA e la FIFA furono
furono criticate per non aver annullato la gara. I club inglesi vennero banditi dalle competizioni europee per 5 anni e il Liverpool per 6. Per molti fu il punto più basso nella storia del calcio moderno. A seguito della tragedia furono introdotte misure più rigorose di sicurezza negli stadi e nacque una riflessione profonda sul fenomeno del tifo violento e sull'oliganismo, che in quegli anni aveva già dato segnali preoccupanti. Una ferita ancora aperta. A distanza di quasi 40 anni la strage dell'Eisel resta una ferita aperta, non solo per i familiari delle vittime, ma per chiunque ami lo sport. Ogni anno il 29 maggio il ricordo riaffiora, non come retorica, ma come dovere della memoria, perché una partita di calcio non può e non deve mai trasformarsi in una trappola mortale. Stema svuota tutto, hai sentito bene? Dal 5 maggio ogni mattina dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al sabato, Stema a Portoviro fa piazza pulita. Bikini e costumi donna a 10 euro, bimba a 3 euro, bimbo a 2 euro. Corri prima che finisca tutto, Stema, il vero affare, ti aspetta a Portoviro. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 29 maggio, è la nuova farmacia in via San Marco a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo il sito chiogiazzurra.it, canali Telegram e WhatsApp, Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like e continuate a seguirci. Ciao a tutti!